Altrettanto noto, conosciuto, apprezzato come suonatore di armonica a bocca, che è un altro strumento molto utilizzato ad Orgosolo. L'armonica a bocca appartiene in realtà alla famiglia degli strumenti ad ancia libera, quindi questi strumenti che si sviluppano nel corso dell'Ottocento e che si diffondono nelle musiche popolari di gran parte d'Europa, che hanno una rapida diffusione in tutta Europa, compresa la Sardegna. È uno strumento che non deve trarre in inganno, perché è uno strumento che si utilizza soffiandoci dentro, quindi potrebbe sembrare simile appunto a uno strumento a fiato, ma in realtà è uno strumento appunto ad ancia libera. Il principio di produzione del suono sono delle linguette che vibrano, quindi in realtà è molto più simile dal punto di vista organologico all'organetto o alla fisarmonica, che invece sono strumenti che vengono imbracciati. E mentre, lo dicevamo prima, organetto, diatonico e fisarmonica diventano in qualche modo strumenti professionistici e professionali, la stessa cosa non accade in Sardegna per l'armonica a bocca. Un po' come su Sulitto, su Vippiolo, cioè il flauto di canna, sono considerati così strumenti da taschino, cioè che i musicisti, appassionati, i pastori portavano appresso conservandolo in tasca, e quando era l'occasione era pronto, ecco, per eseguire dei balli. Il repertorio è infatti mutuato dalle musiche di accompagnamento al ballo. Quando questo strumento arriva qui, appunto, mutua il repertorio delle altre modalità esecutive e sviluppa anche una tecnica esecutiva particolare che sentirete molto bene in Franco, in cui si usa la respirazione con una componente ritmica molto marcata. Franco suonerà sul ballo d'undo orgolesu, anche in questo caso abbiamo una danza bipartita, quindi col passo basso e col passo alto, che a Orgosolo viene chiamata saseria e salligrada o sazirada, con un modo di danzare in cui viene ben marcato questo cambio appunto delle due sezioni, e altrettanto succede musicalmente, perché anche in questo caso musica e danza sono collegate, cioè c'è anche questa volta un cambio di tonalità, da una tonalità di Sol a una tonalità di Do, che segnala le due sezioni della danza che si alternano una dopo l'altra. Franco Corria, sei pronto? Buona ascolto. Permettetemi due parole solo. Qui hanno ringraziato Barbara, Carlo, tutta l'associazione numeresa, ma io un ringraziamento lo farei a voi tutti. E da 16 che 19, proprio mantenendo amba a su essa cultura nostra. E quindi un ringraziamento a veramente viene a Busi.